Daydream anticipazione episodio 152. Jeanne e Sanem finalmente sposi. La favola diventa realtà. Sanem e Jeanne passano parte della giornata al Parco Felici. Parlano di partire per il giro del mondo in barca. Giocano a frisbee con un bambino, passeggiano abbracciati e mangiano pannocchie. Poi parlano del futuro e Jeanne conclude che quella è stata davvero una giornata molto bella. Jeanne riaccompagna Sanem a casa e mentre la saluta vengono interrotti da Meleat, che ha saputo che stanno di nuovo insieme e vuole congratularsi. Sanem le dice che non è il momento, ma Jeanne la saluta affettuosamente. Rimasti di nuovo soli, Sanem chiede a Jeanne di non dire nulla a Meriban perché vuole farlo lei. Sanem entra in casa e trova tutta la famiglia unita. Tutti sono felici e scattano foto. Nihat le dice che lei e Jeanne sono passati attraverso varie difficoltà e sono fatti per stare insieme. Mekibè è convinta che Sanem sappia cosa è meglio per lei. L'indomani Jeanne ha alcuni flashback. Ricorda di quando gettò il pezzo della barca in mare. Ricorda anche il bacio dato a Sanem all'opera, Sanem che parlava nel sonno dei 3 bambini e quando erano sulla barca decisero di partire. Poco dopo riceve una videochiamata da casa Edin mentre stanno facendo colazione e tutti lo salutano. Jeanne chiede a Edin se può essere di nuovo il fidanzato della figlia e loro concordano, anche se ancora lui non ha ricordato. Terminata la telefonata, Jeanne parla con Emirè e ricorda quando il fratello si arrabbiò per avergli nascosto la malattia del padre. Sanem intanto va da Meriban e la mette a corrente di quanto accaduto con Jeanne. La donna ne è felice ma le dice che aveva già capito tutto. In presenza di Emirè, Jeanne parla col medico e gli racconta quanto gli sta accadendo. Il medico gli aveva detto che avrebbe superato questa situazione solo con uno shock. Jeanne gli confessa di essersi nuovamente innamorato della donna che ha dimenticato e il medico gli dice allora che la sua cura è Sanem. I 2 fratelli escono dall'ospedale e sono molto soddisfatti, ma Jeanne chiede a Mirré di non dire nulla a nessuno, vuole nasconderlo per un po' a Sanem. Sanem torna in agenzia. Jeanne volutamente coglie l'occasione di un discorso sulla musica per raccontare di aver ricordato un concerto al quale ha assistito in Inghilterra. Sanem subito, ingelosita, dà per scontato che lui fosse con Pauline, ma lui nega e allora le sbotta perché crede che si riferisca a qualche altra donna. Sanem, inviperita, va a sfogarsi con Leila, che però difende sempre il cognato, mentre Jeanne e Mirré, che hanno ascoltato tutto dall'altro ufficio, se la ridono. I 2 continuano a osservare le 2 sorelle da lontano e Jeanne trova Sanem adorabile quando si dimostra gelosa di lui. Poco dopo Jeanne invita tutti a festeggiare l'affare della campagna pubblicitaria a casa sua. A questa festa preparerà delle kofte, polpette di crudo, con le sue stesse mani. In questo modo, in realtà, Jeanne vuole che Sanem si renda conto da sola che gli è tornata la memoria, ricordando il passato. Alla festa, mentre Jeanne prepara, arriva Sanem e inizia a ballare con gli altri. Lui la osserva orgoglioso da lontano. La ragazza gli si avvicina e gli chiede se può aiutarlo, ma lui la invita a divertirsi. Jeanne sta preparando le polpette utilizzando la stessa ricetta che cucinò Sanem per lui, rendendole immangiabili. Quando si siedono a tavola, invita Sanem ad assaggiare prima di tutti. Lei, in poco tempo, collega il tutto e capisce che lui ricorda perché questo episodio non era riportato nel suo libro. Inutile dire quale grande felicità investa tutti i commensali, con Jeanne e Sanem che continuano a coccolarsi, mentre lei è davvero tanto commossa. Più tardi Emirè propone un brindisi, ma mentre parla ecco avvicinarsi un drone che reca attaccato a un filo un bellissimo anello. Jeanne lo scioglie, si inginocchia davanti a Sanem che è un po' su di giri e le chiede di sposarlo. Lei lo tiene un po' sulle spine, gli dice che prima deve chiedere il permesso alla sua famiglia. Jeanne si rivolge ai futuri suoceri e suggerisce di iniziare a preparare perché presto andrà da loro a chiedere Sanem in moglie. Sanem alla fine urla il proprio sì. I 2 si abbracciano e lei gli dice che è meraviglioso. A casa Edin si svolge il fidanzamento ufficiale secondo i riti tradizionali, con Meriban che fa la richiesta da parte della famiglia di Jeanne, anche se Jeanne e Nihat sono emotivamente molto provati e il tutto si svolge in maniera piuttosto frettolosa, tanto da non potersi permettere, dice Sanem, neanche poche lacrime di commozione.
Attraverso vari salti temporali, prima tutti si ritrovano a Porticciolo con gli sposi in procinto di partire per la luna di miele, dove grande è la felicità e la commozione di tutti. Poi Jeanne e Sanem sono di corsa in ospedale con lei che sta per partorire e accusa Jeanne delle sue pene. Infine la famiglia Divit è in giardino. Jeanne e Sanem portano da mangiare ai 3 bambini che già grandi giocano felici. Jeanne dice alla moglie che vuole riposare sulle sue gambe, mentre lei gli legge un libro, così si sdraia su di lei. Sanem inventa una storia su un albatros smemorato e lui comincia a farle solletico. Lei cerca di difendersi e i bambini accorrono per partecipare a questo bellissimo momento di gioia generale, buttandosi felici sul papà e la mamma. Si conclude così la favola di Jeanne e Sanem, quindi speriamo che ci sia una prossima avventura. Adesso io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!